Del reato di clandestinità, il governatore veneto Luca Zaia usa parole forti contro il governo. Sentiamole. Per favore di allontanare i cartelli, chiedo di intervenire. L'eco della rumorosa protesta della Lega in Senato arriva anche in Veneto. L'abolizione del reato di clandestinità, cavallo di battaglia della storia leghista, manda su tutte le furie il presidente Zaia. L'Italia si conferma l'unico paese in Europa a prendere una decisione simile. Il reato di clandestinità, io condivido che resti questo reato, non condivido questa azione ormai di chiamata di popolo contro il reato di clandestinità, perché è bene ricordare ai cittadini ai quali non viene mai data questa informazione, che il reato di clandestinità è diffuso pressoché in tutta Europa. Si riconosce il reato di clandestinità, si riconosce in tutti i paesi europei l'espulsione e il rimpatrio coatto di chi entra in un paese senza avere le carte in regola, e quindi non si venga a dire che l'Italia è un paese incivile. Luca Zaia, che nelle scorse ore aveva difeso la Bossi-Fini, rilancia. La decisione presa a Roma, fa sapere il numero 1 di Palazzo Balbi, delegittima il nostro paese. Si rinuncia alla sovranità, rischiando l'invasione. Detto questo, dico anche che rinunciare al reato di clandestinità in un paese con 8.000 km di coste vuol dire rinunciare alla sovranità nel controllo dei confini. Questo accade solo in Italia, perché è un'Italia che ormai è arrivata a capolinea. E dopo questa notizia l'UGL, il sindacato della Polizia di Stato, è sul piede di guerra. Tolgono un'arma, chiaramente, e comunque tolgono una norma, un reato che era sicuramente un deterrente. Ci tolgono un'arma e ora sarà sempre più difficile lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini. Beh, è chiaro che gli immigrati ringrazieranno il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, SEL, che sta ben pensando di eliminare il reato di clandestinità. Pur non risolvendo il problema, sostengono i rappresentanti delle forze dell'ordine, la norma aiutava gli agenti nel lavoro quotidiano. Il rischio ora è che in molti ne approfittino, scegliendo l'Italia come meta per le proprie scorribande criminali. È chiaro che l'italiano, diciamo, si fa anche umanamente impietosire dalle immagini ovviamente degli immigrati che sono morti a Lampedusa, però devono ben sapere che l'immigrazione clandestina non è solo data da questa povera gente che viene in Italia per cercare un riparo, un rifugio perché nel loro paese c'è la guerra, ma molti clandestini entrano irregolarmente sul territorio nazionale e vengono in Italia per delinquere, quindi questi continueranno, ovviamente non essendo più reato, ad entrare in Italia in maniera molto più tranquilla, perché sanno che la clandestinità appunto non è reato e quindi non potranno rischiare neanche più di tanto.